che pace, il lago. Venite dentro che fa freddo. Aspetta. Organizziamoci. Li mettiamo qua. Vediamo. Ecco. Amici bellini, allora, spero che abbiate fatto un buon Natale, una buona vigilia, un buon Natale, Santo Stefano adesso. Um, è importante, iscrivetevi al canale se vi va. Ogni tanto io sto a New York, ogni tanto vado per laghi, perché bisogna staccare dalla città, è importante, e bisogna staccare anche dall'ossessione del Napoli, perché per noi è un'ossessione. Quindi lasciate un like per il lago, lasciate un like per il lago, perché ogni tanto bisogna staccare la spina. Il Napoli non può staccare la spina però, perché il Napoli riprende gli allenamenti e leggiamo dal report dell'allenamento, insomma, i problemi per Lobotka, Lindstrom fa personalizzato in campo, quindi possiamo pensare che magari potrebbe recuperare ed è importantissimo perché siamo in grandissima emergenza. E la partita contro il Monza ha dei valori molto interessanti perché il Monza ha dei valori interessanti, ma la partita ha un valore interessante anche perché se andate a vedere un pochino quelli che sono i sondaggi per quanto riguarda l'allenatore dell'anno prossimo, a meno che non si voglia confermare Mazzarri, ma non credo, si parla assai di Palladino e quindi Palladino interessa e sappiamo che De Laurentiis è molto sensibile agli allenatori che ci battono, va negli spogliatoi a fare i complimenti, sempre questo spettro di italiano, il famoso Tiago Mo, tutte queste cose, Harry, e quindi è un ritorno probabilmente affascinante ai metodi che ti portano a scegliere un allenatore. Quindi come va, è quasi una vittoria del Napoli del futuro, ma dobbiamo andare con calma e dobbiamo capire che formazione riusciamo a mettere in campo. Perché di questi giorni, domani poi con calma vi faccio arrivare il recap della Serie A. Lo so che a voi interessa pure poco, ma interessa a me e devo farlo bene, non posso farlo dai laghi. Perché mi servono gli screenshot, devo fare le mie riflessioni. E facendo le mie riflessioni giornata dopo giornata sono meno sorpreso dell'andamento del campionato. Secondo me questo è importante adesso, cioè essere meno perché tutti quanti, ma com'è possibile? Che sta succedendo? Quella è la stessa squadra, eravamo fortissimi. E invece qualcuno sta cominciando piano piano a dire, ma pure l'anno scorso c'è stata la flessione dopo la vittoria, quindi si rivalutano un pochino i calciatori. Ovviamente non si può parlare di allenatore e direttore sportivo perché hanno fatto un percorso praticamente netto con il Napoli. Però un po' di riflessioni stanno venendo fuori, magari tardive, magari ovvie in questo momento, ma è bene che vengano fuori, perché io immagino che ci sarà conferenza questa volta, prepartita con il Monza, perché serve uno scambio di opinioni, domande buone, non buone, l'importante è sentire come la pensa Mazzari e come ne vuole uscire da questa storia qua. Tutte le volte che abbiamo parlato, che gli hanno anche chiesto deliberatamente, ma tu secondo te pensi di cambiare modulo, tornare alle cose che conosci meglio? Mazzari l'ha escluso definitivamente, cioè ha detto no, sono venuto qua per fare il 4-3-3, mi piace assai il 4-3-3, com'è che mo volete? E quindi si dovrebbe rimanere col 4-3 che è il diktat famoso societario. Però, visto che Osimhen squalificato, ciao, lo salutiamo. Oggi ho portato su Twitter un video di Osimhen che riceve una statuina e dice l'hai fatto tu? Io chiedo in inglese perché Osimhen non parla ancora italiano, forse non lo imparerà mai. You did this? Did you do this? E il tipo ha risposto no, you, senza capire la domanda e Osimhen si arrende, dice ah grazie, e riceve la statuina. Quindi Osimhen, ciao, se ne riparla chissà quando. E quindi è immediato farsi la domanda su Raspadori Simeone punta centrale. Però ci sono molte altre cose che possono portare a pensare che Raspadori debba anche giocare. Perché visto che Elmas senza proprio problemi ha mercato ancora chiuso, voglio veramente sperare che fosse infortunato, ma oramai io ci credo poco a tutte le cose che circondano il Napoli e la comunicazione del Napoli.
Elmas, ciao, vai tranquillo, vattene subito. E adesso si parla anche di Zanoli, cioè, che va sostituito ovviamente. Come lo scopriremo, perché può essere un'operazione come l'anno scorso, cioè che non leva e non toglie. Dai Zanoli che va a giocare, ti arriva uno che comunque non gioca, che era Beresischi. Adesso se arriva un Mazzocchi o si arriva un Faraoni, secondo, secondo voi leva il posto a Di Lorenzo? O meglio, quando Di Lorenzo deve tirare il fiato, secondo voi si considera il tirare il fiato e si fanno giocare uno di questi due? Boh, resto comunque nel dubbio. Magari nell'emergenza, se si fa male o se è squalificato, o se devi cambiare modulo, perché questa è la situazione in cui ci troviamo adesso. Non c'è Polità, non c'è Demme, scusatemi, non c'è Elmas, perché poi Demme è un tema. Dobbiamo capire se recupera Lindstrom che ha fatto il personalizzato, perché se recupera tra domani, se lavora in gruppo probabilmente non al meglio, ma puoi pensare di utilizzarlo a destra, perché in questo momento la difesa è obbligata ed è fatta, perché Nathan se ne parla 2 mesi. Quindi Meret, Di Lorenzo, Rachmani, Juan Jesus e Mario Rui sono stabiliti. Olivero ovviamente è infortunato, Nathan è infortunato, resta Ostigar come unico panchinaro per se succede qualcosa. Non lo so, improvvisamente Mazzarri decide di buttarlo nella mischia, non credo, non me lo spiegherei. Quindi resta Ostigar e poi c'è Zanoli. A centrocampo, facciamo conto che chissà sta bene, Lobotka infortunato, la cosa naturale è mettere Cajuste lì, o addirittura un Ostigard che era stato provato anche centrale, però là ti devi mantenere un giocatore per la difesa, per la panchina, quindi Ostigard non lo consideriamo a centrocampo, e quindi immaginiamo Anghissà, Cajuste, Zielinski, e anche lì è abbastanza obbligata la cosa, e in avanti Kvara, Simeone e Raspadori. Questa sarebbe nella logica. Se però Mazzarri, e questo sarebbe bello da chiedere a Mazzarri, preferisci giocarti Raspadori subito, come già era successo un'altra volta in Coppa Italia con Raspadori lì insieme a Simeone, però avevi uno Simeone da poter far entrare. Secondo me, nella logica degli allenatori, ti tieni una pedina per cambiare la partita in corso o per fare la sostituzione se succede qualcosa. Quindi io se ho solo 2 punte centrali, ne faccio giocare una e me ne tengo una in panchina. Quindi scelgo Simeone o scelgo Raspadori e ho la possibilità di aggiungere un Raspadori e quindi aumentare il peso d'attacco nel secondo tempo se serve, o di fare la sostituzione uno per uno. Quindi è presto fatta la formazione che faremo poi tra qualche giorno. C'è Zerbin, dobbiamo capire se perché io vi dico Caiuste, Bademme ce lo siamo tenuti solamente per fare la parentesi in Coppa Italia, che poi è stata una parentesi dignitosissima, ma rientra queste sarebbero domande da fare, rientra adesso nelle rotazioni, si può ricoinvolgere nelle rotazioni, perché guardiamo le foto degli allenamenti, Demme c'è, sta lì, sarebbe assurdo non utilizzarlo finché ce l'hai. Poi arriva il mercato ed è qui che io mi chiedo, si sono fatti dei nomi vari, c'è quest'ultimo, c'è questo Vitic che è un difensore di 20 anni, 1,93, bello alto, insomma, e ho guardato 8 minuti di skills, insomma, di video di YouTube, è uno proprio bello alto, sono 8 minuti di colpi di testa. Non ho visto impostazione, cioè ogni volta che lui interviene, anche qualche anticipo, il filmato si stacca e non si vede come molla il pallone. Questo è sempre indicativo, vuol dire che l'uscita non è pulitissima, poi è giovanissimo, quindi magari in prospettiva può essere un grande 5 milioni la valutazione di transfer market, quindi non lo so se questo Vitic è effettivamente il giocatore che ti serve in questo momento, e il mercato va considerato, perché adesso stiamo sentendo più nomi in uscita, come per esempio Zanoli al Genoa, e i nomi in entrata scarseggiano un pochino. Si continua a parlare di Mazzocchi e di Faraoni come se ne parlava l'anno scorso, però non vorrei, cioè, il mio appello è: non ve lo vendete subito a Zanoli, può essere pure che ti serve. Cioè, se non vuoi fare il Raspadori vicino Simeone là davanti, e l'unica soluzione è mettere o Zerbin o Zanoli
lì sulla fascia alta e se per fare qualche scambio con Di Lorenzo. Perché se vuoi fare la difesa a 3 a quel punto non ci puoi mettere Mario Rui braccetto, sarebbe un illogico, e ci devi mettere Di Lorenzo braccetto. Quindi a 3 Di Lorenzo, Rachmani e Juan Jesus, che è anche logico, ma a quel punto c'hai il buco a destra che puoi riempire solamente con Zanoli o con Zerbini. Dall'altra parte un Mario Rui può fare tutta la cosa, il solito centrocampo a 3 e un Kvara Simeone davanti o un Kvara Raspadori davanti. Questa potrebbe essere la soluzione a 3, visto che sta in emergenza. Mazzari non deve nemmeno giustificarsi, dice io sto in emergenza totale, non ho i giocatori, non è che voglio passare come filosofia e ritornare a 3, ma lo devo fare per forza perché questo è quello che mi è rimasto, perché mi giro dietro la panchina non c'è nessuno, Frustalupi con i bei appunti non sa più cosa dirmi, siamo nell'emergenza più totale. Quindi prima di vendersi Zanoli, visto che Elmas l'abbiamo fatto andare via subitissimo e abbiamo uno Zielinski dove si rincorrono le notizie di mercato, cioè, si è già accordato con l'Inter, attenzione all'inserimento della Juventus, adesso si parla di Manchester United, insomma è facile immaginare tutto questo. Non ci liberiamo di Zanoli subito, sostituiamolo una. Guardate che i soldi ci sono. Cioè, vi ricordate quella storia? Il Napoli subisce il mercato perché uno esce, l'altro entra. I soldi abbiamo visto che si sono fatti. Si fanno grandi complimenti per la gestione economica. E il Napoli, il fatturato, il nuovo marketing, tutto il merchandising, va benissimo, mettiamolo a frutto in un momento in cui siamo in grande difficoltà e dobbiamo affrontare una squadra che è tra quelle che gioca meglio in Italia e non lo diciamo tanto per dire. Il Monzo è così, poi ha delle difficoltà perché la squadra è quella che è, ma Palladino fa il suo lavoro molto bene. Di conseguenza, ocio a vendere Zanoli troppo in fretta perché è capace che ti serve ed è capace che... Questa è la mia domanda nel finale, poi dopo potete mettere sempre l'emoticon del... C'è l'emoticon del lago, mettete il mare, mettete un'onda. Zanoli al Genoa e poi ci abbiamo Mazzocchi o Faraoni. Mazzocchi e Faraoni sono meglio di Zanoli.